Cari amici, buonasera. Con l'avvicinarsi dell'estate, ormai l'estate è alle porte, tutti gli amici, parenti e conoscenti, eccetera, mi chiedono ma come fare per avere delle dritte importanti per capire se un'agenzia di viaggi, un tour operator o anche un operatore online è a norma oppure no. Bene, una notizia importante, questa è proprio velocissima, potete andare sul sito infotrap.it, che è un sito del Ministero del Turismo, sul quale sono riportate tutte le agenzie di viaggi d'Italia, siano esse fisiche, quindi esistenti sul territorio, oppure online. Digitando il nome dell'agenzia di viaggio voi saprete se questa agenzia è in possesso dell'autorizzazione regionale, se è col direttore tecnico, se c'è la responsabilità civile, assicurazione che è obbligatoria per tutte le agenzie di viaggio, se ha aderito al fondo di garanzia che è obbligatorio dal 2018, 1 luglio 2018 con la direttiva CE 2302-2015, quindi se non ha il fondo di garanzia è un operatore fuori legge. Questo è un piccolo suggerimento. Un altro suggerimento è questo: se dovete consegnare dei soldi o pagare dei soldi, non li date in mano al primo che capita, ma assegnateli solo a chi vi fa firmare un contratto del genere. Questo qua è un modello Fiave Tastoi, così come previsto dal Codice del Turismo, è la contrattualistica indispensabile per acquistare un viaggio, un servizio turistico o qualunque cosa all'interno di un'agenzia di viaggio o di un'olta. In realtà questo è un contratto che tutela principalmente il consumatore, ma anche l'agenzia di viaggio e il fornitore del servizio turistico. Perché in alto a sinistra c'è riportata la ragione sociale dell'agenzia di viaggio con tutti i dati obbligatori per legge. Quindi se non vi fanno firmare questo e pretendono i soldi, sono degli abusivi. Quindi non date soldi a nessuno, affidatevi solo a persone che sono in regola con tutte le leggi così come previste dal Codice del Turismo. Un saluto a tutti, questo è un piccolo suggerimento, ne seguiranno altri. Vi saluto da Napoli, Francesco Spinosa.